Questo è il periodo che statisticamente è quello che deve far alzare il livello di attenzione, l'allerta per la consumazione di questi raid predatori nelle abitazioni, sia da parte nostra come forza dell'ordine in termini preventivi e repressivi, ma anche del cittadino, ma soprattutto il cittadino, oltre che pensare a casa propria, è opportuno che guardi anche il vicino. Furti nelle abitazioni, si susseguono i colpi nei comuni del Monte Bellunese e se i carabinieri da un lato invitano i cittadini a prestare la massima attenzione, dall'altro mettono in guardia dalla psicosi di caccia al ladro che si è innescata negli ultimi giorni, specie nell'area del Montello. È importante quindi segnalare episodi o situazioni sospette alle forze dell'ordine. Noi ne abbiamo tanto bisogno dell'informazione che giunge sul campo, che giunge dalla strada, e deve essere genuina. Deve essere tempestiva, deve essere univoca soprattutto e aderente alla realtà perché poi si potrebbero creare delle situazioni fuorvianti. Attenzione anche ai social, dove nelle ultime settimane è girato davvero di tutto, da foto sbagliate di presunti ladri ad informazioni su colpi in corso che invece tutt'altro erano, con tanto di cittadini inferociti armati di bastoni davanti ad un supermercato dove al posto dei malviventi c'erano invece 3 clienti. Tutto quello che si scrive ha una conseguenza, non può essere tralasciato, deve essere vagliato, quindi che l'informazione intanto giunga il più, come ho detto prima, genuino possibile, ma soprattutto quando si scrive nei social network avere consapevolezza di quello che si imprime sulla tastiera. Altra cosa è il controllo di vicinato. È uno strumento utilissimo, intanto è codificato, è riconosciuto, gli aderenti hanno una certa preparazione in materia, deve essere sempre più affinato, come ho detto prima, aderente alla realtà, ci consente di avere un'informazione qualificata.